È stata, come molti di voi hanno detto, davvero 2 giorni molto bella, ricca di riflessioni e approfondita. Io non ho qui la pretesa di fare delle conclusioni, voglio innanzitutto ringraziare tutti quanti voi che siete stati presenti, che avete portato il vostro contributo ieri ascoltando le molte relazioni, oggi intervenendo e arricchendo quegli spunti di ieri di altri temi, di altre questioni. Ma voglio innanzitutto però ringraziare alcune persone che fin dall'inizio con me hanno iniziato a pensare a questo nostro seminario. In primo luogo voglio ringraziare Ivo Rossi, con il quale abbiamo iniziato a pensarlo, e poi Paolo Giaretta, e poi insieme a lui Vanessa Camani e Giacomo Possamai, con i quali abbiamo iniziato ad organizzarlo. L'organizzazione di questo seminario non sarebbe stata possibile senza il contributo, come al solito, straordinario di Gianluca Gaudenzio, che nel silenzio svolge il lavoro più importante, più prezioso, e qualche volta mi domando, sentendo qualche intervento anche oggi, se poi oltre a fare gli interventi facessimo anche qualcosa di concreto, magari un'iniziativa in più, realizzassimo una delle cose che diciamo nel nostro bell'intervento, probabilmente daremmo un contributo fondamentale per fare in modo che questa distribuzione, come ieri l'ha chiamata intelligentemente il sindaco di Abano, possa trovare un mercato, diciamo così, che si allarga. Io sono molto soddisfatto però, perché credo, come ha detto Paolo Giaretta ieri, che abbiamo avviato un cammino. Forse questo cammino non l'abbiamo solo avviato con questo seminario. Nel corso di questi mesi abbiamo cercato di fare uno sforzo straordinario per essere in campo, per rafforzare la nostra credibilità, per diventare degli interlocutori della società veneta. Io mi sono molto convinto che questo fosse necessario, perché questo concetto è stato ripreso ieri, ne ha parlato anche oggi Piero Fassino. Quando incontro molti soggetti, imprenditori, esponenti della società veneta che magari hanno trovato in Zaia un riferimento, molti di questi mi dicono, guardandomi un po' come se fossi matto, ma scusa Andrea, se non ci date un'alternativa, è chiaro che noi siamo orientati da chi è un riferimento. E quindi io fin dal primo giorno ho pensato che il nostro compito fosse quello di costruire un'alternativa, di rafforzare il nostro pensiero e di costruire un progetto che fosse diverso di quello che nel corso di questi anni si è sviluppato in Veneto. Io non so se sia ancora, come diceva Beatrice, la fine di un ciclo. So sicuramente che quel ciclo di Zaia può concludersi, che questo centrodestra ha il fiato corto e che rispetto a molte sfide, ci è stato ricordato ieri da Paolo Giaretta, da Paolo Costa e anche da altri, non si può rispondere solamente pensando a produrre un po' di prosecco in più o pensando di fare le Olimpiadi invernali, che saranno anche una bellissima cosa, che però abbiamo visto quanti problemi anche stanno avendo. E quindi sono molto soddisfatto, dicevo, perché abbiamo parlato del Veneto, abbiamo parlato anche di noi, abbiamo parlato di come sta cambiando il Veneto, abbiamo individuato alcune dinamiche fondamentali, abbiamo sentito interventi anche con letture diverse gli uni dagli altri, qualcuno anche in contrapposizione, ma questo credo sia la ricchezza e la capacità che dovremmo avere nelle prossime giornate di far discendere da quelle relazioni un'azione politica più concreta. Ma per prima cosa, lo dico per rassicurare Daniele Toniolo e altri che l'hanno chiesto, abbiamo registrato tutte le relazioni, le raccoglieremo, verranno sistemate dai relatori, le pubblicheremo in una specie di, potremmo chiamarlo, quaderno di Abano, e lo faremo circolare in modo tale che questo seminario non rimanga solamente oggetto
solamente, come dire, patrimonio di chi vi ha partecipato, ma che possa essere un patrimonio di tutti, anche più largo di quelli che sono qui oggi. E abbiamo scelto di farlo, se vi ricordate, dopo la direzione regionale nella quale analizzammo la nostra sconfitta elettorale alle elezioni politiche, io proposi tre cose: un giro per i circoli che si sta facendo, di riflessione, di discussione, con molte iniziative a cui partecipano molti di noi, e poi proposi di fare questo seminario con l'idea di mettere insieme tutte le nostre esperienze migliori e di trarne un punto di vista veneto da far valere a livello veneto, rispetto al Veneto, e a livello nazionale. Poi ho proposto un'altra questione sulla quale invece siamo un po' indietro, e ho visto che qui è intervenuto il segretario di Ponte nelle Alpi, è proprio da lì che avevo individuato alcune responsabilità da cui bisogna ripartire, e avevo individuato il tema di cui qui si è parlato, di cui hanno parlato anche ieri i nostri relatori, cioè che non è solo un tema veneto, ma che è quello della divisione campagna-periferia. Ieri dicevano i vinti della globalizzazione, che poi hanno prodotto, in cui si è prodotta anche la frattura, e quindi avevo lanciato l'idea di fare una campagna nelle campagne, essere presenti nelle aree interne, nelle zone di montagna, nei luoghi dove vengono meno i servizi, laddove c'è lo spopolamento, laddove bisogna mantenere servizi educativi, sanitari, sociali. Ed è quindi questa, vedrete, anche questo lo riprenderemo. Io sono abbastanza, diciamo, coerente con le cose che dico, e pertanto anche su questo, spero con il contributo di tutti, inizieremo ad attivare questa campagna. E geografie e parole, e significa proprio questo, l'ho detto nella mia riduzione introduttiva, geografia significa territori. Vedo che tutti dicono giustamente ripartiamo dai territori, non qui in tanti altri. Certo, da dove dobbiamo ripartire? Dobbiamo ripartire dalla gente, dai territori, rappresentano la nostra storia, le nostre ansie, le ansie e le paure. E poi le parole significa partire dalle idee di cambiamento. Nomina sunt consequentia rerum, ci diciamo ogni tanto con Gigi Copiello, però noi abbiamo la necessità soprattutto di non avere nomi vuoti, di non avere parole nude, avrebbe detto Umberto Eco, e abbiamo bisogno invece di un linguaggio, ieri l'ho definito popolare, non populista, che richiami a delle idee e che richiami a una capacità di realizzare degli obiettivi. Io penso che ci sia un grande spazio per noi, lo diceva anche questo Paolo Giaretta, lo ha scritto peraltro nel suo bel libro sul Veneto, e c'è un grande spazio politico sul terreno della formazione, dei temi dell'economia. Ieri ha citato le fiere, le università, la formazione professionale, arrivando a dire: guardate, dentro questo pentagono, che poi gli industriali l'altro giorno ci hanno parlato del triangolo, delle 11 province, ma dentro questo pentagono, questo triangolo, stiamo attenti che il Veneto rischia di arrivarci avendo perso delle posizioni rispetto all'Emilia Romagna. Questo mi pare dicesse Paolo ieri, ed è quindi noi dobbiamo fare qualcosa per fare in modo di recuperare le posizioni del Veneto e di mettere in campo un'idea, un progetto che ci consenta di farlo. Ieri Paolo Feltrin, anche lui voglio ringraziarlo, perché è una persona sempre molto attenta, scrupolosa e vicina, e anche con idee che non sempre combaciano, ma è il modo migliore per poter affrontare le questioni di ogni giorno. E fin dall'inizio lui mi aveva parlato di questo seminario, per questo io ho voluto che fosse lui ad aprirlo, e lui diceva, e ieri una cosa molto giusta: il Veneto deve fare qualcosa per l'Italia. Che cosa fa il Veneto per l'Italia? Qui chiediamo l'autonomia, ma poi succede quello che dice Gigi Coppiello, che
Zaia indossa la sua, come si chiama, la sua felpa, la sua divisa della protezione civile, fa l'ufficio sinistri, chiede l'aiuto allo Stato, chiede autonomia e poi non è neanche in grado di realizzare quella che dovrebbe realizzare, o come nel caso di Belluno neanche di dare realizzazione alla legge 25 sull'autonomia, o come nel caso della città metropolitana di Venezia, di cui ha parlato ieri Paolo Costa, non ha neanche ceduto quella parte di competenze che avrebbe dovuto cedere, proprio per l'idea di una centralizzazione di carattere regionale. Insomma, ieri abbiamo detto che cosa può fare il Veneto per l'Italia e sono state usate espressioni che ho segnato, che ritengo molto giuste, dette da tutti i relatori. Bisogna essere ambiziosi, bisogna avere una seria visione, bisogna avere un progetto per il Veneto di largo respiro, bisogna avere la capacità di guidare i processi politici. Guidare i processi politici significa che alcuni processi economici e sociali sono già in campo e vengono molto spesso prima della politica. Addirittura Bruno Anastasia nel suo intervento ieri ci ha quasi detto che la politica non può fare molto rispetto all'evoluzione del mercato del lavoro. Aggiungo quasi, ma lo aggiungo io. E però sapere che ci sono in campo delle trasformazioni economiche e sociali deve comunque obbligare la politica, come dicevo ieri, a vedere i fenomeni, ad agire come se avessimo uno stetoscopio, a fare delle diagnosi, a lanciare delle ricette, ad arrivarci in qualche modo prima degli altri. Oggi il nostro compito, io penso che sia proprio questo, cioè quello di tradurre le nostre riflessioni di questi giorni in azione politica. Si è parlato di molte cose interessanti ieri, si è parlato appunto del lavoro, di come contrastare la precarietà, di come contrastare l'impoverimento del lavoro, di come poterlo fare ai tempi dei cambiamenti demografici, o meglio, dell'inverno demografico di cui ci ha parlato la professoressa Tanturri, di come poterlo fare con gli effetti della deglobalizzazione di cui ci ha parlato appunto Bruno Anastasia, e di come poterlo fare con gli effetti dell'innovazione tecnologica. Ed è così che dobbiamo affrontare le questioni del lavoro, sapendo che una parte di quella azione che noi dobbiamo fare su questi temi si coniuga a quello che diceva Emanuele Alecci prima, e cioè al riconoscimento del terzo pilastro, e cioè al riconoscimento del terzo settore, del mondo del volontariato, di una parte, lo dicevo nella mia relazione, che entra in campo laddove il pubblico non riesce ad arrivare e che svolge un ruolo fondamentale. E in effetti, se ci pensate, quello di cui ci hanno parlato ieri la professoressa Canali, parlando di lotta alla povertà come innovazione sociale. Ecco, io penso che guardare le eccellenze del nostro territorio non significhi non vedere le diseguaglianze, e intervenire contro la povertà, e intervenire con delle politiche, del resto lo dicono tutte le statistiche, anche quelle dell'Istat riguardo la nostra regione, circa l'impoverimento che sta avvenendo. E quindi guardare quella situazione di diseguaglianza significa vedere anche le eccellenze. Ieri il professor Gubitta, Paolo, mio ex compagno di calcio, ci ha detto sostanzialmente, ci ha sfidato a dire: ma un partito democratico, un partito progressista può non porsi questo problema, può non porsi l'idea di rappresentare anche il mondo delle imprese, può non darsi l'obiettivo di accompagnare le imprese sulla strada della transizione ecologica e di quella digitale, e di porsi il tema di come renderle più attrattive, e di come porsi il tema di attrarre più investimenti rispetto al nostro Paese. Ecco, io penso che anche questo sia uno dei temi di cui dobbiamo di più occuparci, sapendo che l'accompagnamento di questa transizione ecologica ha le caratteristiche di quello che ci ha detto ieri la professoressa Gambarotto. Lei lo ha chiamato un'espressione molto difficile, se dovessimo tradurla
in una parola concreta, ma l'ha chiamato, riferendosi all'economia circolare, se non sbaglio, metabolismo territoriale. È un po' complicato, ma indica perfettamente ciò che si deve fare. È una questione, io credo, molto importante, che lei ha richiamato su questi temi, parlando di piano nazionale di rifiuti, parlando dei problemi relativi alla nostra regione, parlando appunto di economia circolare, di transizione ecologica. Ha parlato anche della capacità di creare fiducia, una nuova fiducia, e io penso che questo sia un altro degli aspetti particolari, non particolari, di cui noi ci dovremmo occupare. Creare fiducia significa creare anche un contesto regionale che sia caratterizzato da una nuova forza delle istituzioni, che non è quella, ce ne ha parlato Ivo Rossi ieri, dell'indipendentismo o della secessione, ma è quella di un'autonomia che è utile solo se serve ai cittadini, è utile se semplifica, diminuisce, alleggerisce e sostanzialmente toglie la burocrazia, è utile se è in grado di creare un'amministrazione più efficiente e, come dicevo, più vicina ai cittadini. E quindi qual è la sfida che ci siamo posti con Ivo? Non ritorno su questo perché ne ha parlato benissimo lui ieri. La sfida è quella di creare un nuovo regionalismo in cui sia possibile, in nome di una rinnovata capacità di stare vicino ai cittadini, di tenere unito il nostro Paese, anche di realizzare delle forme di autonomia nelle nostre regioni, anche nella nostra regione, che, guardate, possono essere anche l'esito di alcune battaglie che abbiamo fatto noi, come è stato ricordato ieri. E anche il tentativo, al di là delle letture diverse che su questo hanno dato ieri il professor Almagisti e il professor Feltrin, che hanno detto due cose completamente diverse, se avete notato, su questi temi, ma sono entrambe dentro di noi, perché non riconoscere che l'autonomia nel Veneto ha ragioni culturali, storiche, profonde, che hanno a che fare con la storia dei comuni, che hanno a che fare con un certo antistatalismo, che hanno a che fare con la presenza della Chiesa, non riconoscere questo e contemporaneamente non vedere che è necessario che questa autonomia non si eserciti alla Ciambetti, direbbe Ivo, ma si eserciti invece in una maniera proficua, seria, e questo è il nostro compito. Naturalmente, e concludo davvero, per fare tutto questo c'è bisogno, con questa bruttissima espressione che avete usato in molti, che uso anch'io, di calare a terra tutte queste cose, di declinarne un progetto, un programma, ma c'è bisogno anche, come ha detto ieri il professor Graziano, c'è bisogno anche di fare tre cose: di semplificare. Semplificare significa non dire cose semplici, ma avere un messaggio comprensibile che richiami in fondo. Questo lo dobbiamo riconoscere alla destra, ha detto delle cose in qualche modo riconoscibili, che richiamavano un'identità, un ingaggio, e quindi semplificare, il che significa fare un grande lavoro di elaborazione, perché se non si semplifica niente, se non si ha in testa che cosa devi semplificare ed elaborare. In secondo luogo ci ha parlato di una strategia comunicativa, e cioè di una narrazione, l'ha chiamata lui, un racconto, anche queste sono due espressioni ampiamente abusate, che però rendono l'idea che noi dobbiamo fare in modo di presentare dei programmi, di saperli far vivere nella società anche attraverso una compartecipazione, un engagement
una narrazione che in qualche modo sia riuscita. E poi ci ha parlato di una leadership organizzata. La leadership organizzata siamo noi, non è che sia qualcun altro, siamo questi che siamo qui, è questo gruppo dirigente, è questo partito, è quelli che sono nelle federazioni, è quelli che danno un contributo, che stanno qui un sabato, una domenica. Bellissimo posto, per carità, ma a discutere di queste cose, di come poter uscire anche dalla situazione in cui ci troviamo. Ecco, una leadership organizzata che deve diventare più organizzata, che deve essere più, come ho detto prima, come ho detto ieri, più una squadra in cui ci sia spazio per il noi, anche per l'io, ma prevalentemente con il senso di una comunità, di un'appartenenza comune, di un po' di orgoglio, di non parlare male gli uni degli altri, ma di poter produrre un pensiero collettivo che poi trova un'azione comune. E qui guardate c'è il nostro congresso. Adesso io non devo parlare del congresso, e quando abbiamo pensato a questo seminario non sapevamo nemmeno i tempi del congresso, né sapevamo le candidature, né io penso che dovremmo parlare di questo, ci sarà tempo per farlo. Per quanto mi riguarda, ho detto, partiamo davvero dalle idee, dai contenuti, dai temi. So per certo che questo nostro contributo di oggi, come ha detto Giacomo Possamai nel suo intervento, come ha detto Piero Fassino nel suo intervento, sarà il nostro, è quello che faremo nei prossimi giorni, il contributo del Partito Democratico del Veneto alla Costituente e al Congresso Nazionale. Ci arriviamo con il nostro portato di idee, di stimoli, di riflessioni, e con un punto di vista che per quanto mi riguarda non sarà appannaggio di nessuno se non sarà considerato, che per quanto mi riguarda non sarà occasione, terreno di conquista da parte di nessuno se non verrà considerato per quello che è. E quindi queste sono le primarie delle idee, il documento di cui parlava Gigi prima, le primarie tematiche. Ecco, noi facciamo così. Abbiamo iniziato questo nostro percorso, è chiaro che ci sarà il congresso che ci diremo ognuno la nostra, ma dentro questo congresso ci potremo stare in modo migliore, perché riusciamo a dare un contributo, un punto di vista del Veneto che chiede di fare qualcosa per il Veneto, che sa fare qualcosa per l'Italia, che può dare un contributo al Partito Nazionale. Perché guardate, quando mi si dice ripartiamo dai territori, noi siamo qui, noi siamo questo territorio, e l'abbiamo indagato con l'intervento di Giovanni Zorzi su Treviso, e con gli altri interventi sulle altre realtà provinciali, con quello di Roberto Montagnier su Venezia. Sappiamo che cosa dire. Certo, dobbiamo fare di più e meglio, ma ci impegneremo perché questo possa avvenire, e faremo in modo che ci arriviamo con un punto di vista che sarà un punto di vista forte e consistente, anche perché, sapete perché? Perché poi noi non abbiamo con questo nostro congresso il nostro lavoro politico. Il nostro lavoro politico va oltre e va alle elezioni regionali, come ho detto, vedremo quando saranno, e per cui dopo il congresso io penso che noi dovremmo dare seguito, se vorrete, anche a dei seminari tematici sulle varie questioni. Mi auguro che da qualche federazione venga l'idea di poterne realizzare uno. Io vi assicuro, alzo il telefono e ho un po' di rapporti per far venire qualche esperto, quelli di ieri e anche molti altri che ieri non c'erano. Ma poi dobbiamo invece lavorare per fare in modo che da queste nostre idee emerga un nostro programma. Un programma, ha detto giustamente Gabriele Fregato, non è che arriviamo alle elezioni regionali all'ultimo momento senza programma, senza coalizione e senza candidato. Ci arriveremo per tempo, con un nostro progetto ampio per il Veneto, che dovremmo tradurre in programma, con delle alleanze sociali prima che delle alleanze politiche, con un nuovo patto per i Veneti, con i Veneti e per il Veneto. Questo è il lavoro che noi abbiamo di fronte a noi,
e io penso che, come ho detto ieri, se facciamo questo lavoro possiamo dare una nuova speranza al Partito Democratico del Veneto e anche dell'Italia. Grazie.